Eccoci qua in diretta, sì, in diretta, tutto a posto, tutto a posto. No, perché 3 ore non parteva stu cazzo di cose, qua. Comunque in diretta. No, sono un po' preoccupato perché vedo la... guarda, mi sto guardando io mentre sto facendo la diretta, no? E a webcam vanno un po' a scatti, un po' così. Allora non volesse mai a Marosca, cioè questa webcam è abbastanza nuova, ha scattata, mi hanno regalato, mia moglie me l'ha regalata, e quello che spesso sta nella voce a mia mamma di questo particolare youtubesco, ci vive vecchia. Comunque si dice, no, sta webcam che mi ha regalato mia moglie, è pure una bella webcam costa 100 euro, voglio dire, ecco, e l'ha già fatta carino, pare voto, ma ne sciuriava l'infama, e quindi non vorrei che si fosse scassata, in realtà, ma non si era scassata perché poi la provai dopo la caduta e quindi funzionava, solo che mo vedo poco infame, ma non so se è che sta cazzo di connessione che come va già a già pigliarci a chi si cara la team, purtroppo poi purtroppo ci fa questo omicidio chi si cara la team perché che se no a me mi danno la connessione buona. A parte coglioni che si facciano tradimento, ma passo a Vodafone, ma proprio in una maniera proprio plateale, ci fanno un tradimento a Vodafone proprio veramente plateale, me l'ha già studiato come già fa, a già me ne fotto proprio, a già la team a gol, perché non supporti più allora e a sta connessione in merda. Ma so bene, pure stu cazzo di muschillo, stanno muschillo che sta girando intorno, non lo faccio a breve, ma mi ho 20 euro, mi ho passato, che su muschillo mi ha finito in bocca, perché non so se in qualche diretta precedente vi avevo già detto che a me bella e buona sta stufatta, che i muschilli mi hanno a finire in bocca, oppure rindonato, non lo so, tenere sta cosa, i muschilli, non so cosa gli attira, non lo so, a barba, non lo so, ma ne sorvola a rucchiù mi danno fastidio, no? Mocco vicino al naso, vicino all'uzzi, moschini di merda, che non so a rugazza veneno, perché ho anche chiuso la finestra tra l'altro. Vabbè. Comunque, a parte queste situazioni qua, prima chi si sta collegato, a parte, vabbè, ci mena la vita che mi faccio una diretta con YouTube, perché la verità mi sembra sempre strano, perché no, è un mese e qualcosa che non faccio la diretta appunto da quella famosa diretta, la 100ª diretta che facciamo su YouTube, dove poi ci divertimmo perché in pratica io invitavo alcuni di voi a partecipare alla diretta e quindi c'è stata questa situazione a capo. Allora, aspettate un attimo perché mi sto prendendo mica a muovere in da cosa e mi sono fermato all'immagine. Poi addirittura Miriam Ferrigno, grandissima anche lei collegata questa sera, fa molto piacere. Alessio Russo, poi Radio No Stop, cazzi miei, addirittura sta diretta non piace a mio padre, Pietro ha detto che si deve cambiare perché lui è savastano. Vabbè, vabbè, non voglio fare spoiler, comunque vabbè, mi dispiace che mi piaccia a tuo padre, anche se vabbè, ma oramai penso che sanno tutto quanto questa storia di Savastano, che cioè, la sapevano pure prima che facevano l'ultima puntata di Comore, vabbè. Comunque Gina Lungo, grandissima anche lei, la saluto, grandissima Gina, io spero che stia bene, ma credo di sì, perché ultimamente non stava tanto bene. Buonasera, Cero, tu che sei il re dello sparagno, contro le zanzare cosa usi? Allora, io contro le zanzare, questa è una cosa che mi ha messo un po' in difficoltà a questa domanda, perché proprio ieri ha gingignato un coso che tengo per le zanzare, che non è altro che quella semplice, non un nome, no? Quel coso che si infizza in da presa, che fa quella luce rossa e poi c'è un liquido dentro che non so che cazzo è, comunque che fa sì che le zanzare non ti mordono, anche se no, no, oggi funziona, però a già dice la verità, non credo che penso che costi 5-6 euro, non voglio però penso che costa 5-6 euro questa cosa qua. Infatti non so in quale momento della mia vita l'ha giocata, questo momento di forse l'ha fatta da mia moglie, semplicemente, perché 5-6 euro per me è una cosa, vabbè, per zanzare, diceva per zanzare secondo me non si risparmia, non si deve risparmiare, questa è una cosa che voglio dire, perché le zanzare lo aiuta, che ci possono proprio un sistema proprio nel nervoso, proprio a me soprattutto, ma cioè io non vi posso far vedere perché sennò faccio fare in guarda ci fassi rimuovere il computer, ma ho avuto un morso di zanzara sul tallone e un coppo tallone, voglio, io non so, ma penso anche voi nella vostra vita avrete avuto o mi auguro avrete dei morsi di zanzara sul tallone e praticamente ti prura proprio malamente e quindi mi sono grattato così tanto a un certo punto si è ruota proprio la pelle, so che fa un po' schifo questa cosa qua, perdonatemi, e si è ruota la pelle, e in pratica cioè, pare che tenga fatto male, cioè sembra una bruciatura, tipo una scottatura sul tallone,
fece c'ero, ma che facciamo di passato? Non ho passato, no, è stata una zanzara di merda, che mi sono rattato, e sta cessa mi ha fatto fare tutto scummi sangue, un coppo dall'Unione Europea, e quindi secondo me sulle zanzare non si deve risparmiare, si sanno distruggere con tutti i soldi, sanno investire i soldi che uno tiene, perché a poi chi no, ma ne sciuriavolo infame, che si fatto ogni voto, penso, ogni estate, no? Penso, ma come si può fare? Cioè, nemmeno l'uomo, l'essere umano è stato capace di andare sulla Luna, ne poghiamo in coppa a Marte e insieme a stata cazzo ancora ci vuole mezzo a si zanzare in merda. Cioè, ma come si può fare a non far estinguere una categoria di animali, di insetti che rompono solo cazzo e cose? Ma perché cioè, nemmeno avevamo fatto estinguere i panda, cioè, no, cioè, quasi, perché i panda sono in via di estinzione, altri animali che non mi ricordo, ma e non si ragazzi fa estinguere questi zanzare in merda, e voglio, ma che marosci, cioè, allora, sai perché? Perché secondo me è tutto un fatto che si figlie buchine, no? Che sta sempre con figlie buchine là sotto in questa situazione, diciamo, voglio, ma questa quando mai, ne facciamo estinguere così, sennò che chi si zaccattano più sti cose che costano 5 euro appunto delle zanzare, e quindi cioè, per muovere tutta l'industria degli insetticidi e di questi cazzimbocchi che si usano per la zanzara, perché sennò non c'è spiegazione. E figuriamoci, si muove l'essere umano che bocca a chi destra vecchia, gli un coppa all'uno, non si filasse una bomba atomica per zanzare e lo ha messa tutto qua. Quindi sono anche degli interessi economici da questo punto di vista qua. Comunque, ragazzi, Rosa Barbato, grandissima, e Nicola Fusco, che ho l'onore di vedere forse per la prima volta su YouTube, perché loro sono delle fedelissime delle dirette di Facebook che appunto ha già fatta ieri, e quindi no, forse su YouTube non c'erano mai venute, non lo so. Barbara Brando, grandissima, la saluto. Alessio Enigma, grandissimo, il nostro veramente presenza fissa su YouTube, anche lei, Antonella Lella, hanno fatto estinguere i pterodattili, perché mo c'ho i pterodattili su chi li cosa, sai, quei cosi di quei dinosauri volanti delle epoche paleolitiche, e non si mi cazzo fa estinguere le zanzare, si mi proprio una razza struzzo. No, ma io però ho detto ci sono interessi economici, per non fare estinguere le zanzare, secondo me ci sono interessi economici. Allora, Mario Abbronzino, Fabio, perché a Carlino rimane a pagella? A me mi dispiace che voi siate veramente, Madonna, è uscito su WhatsApp, siete sotto esame, io lo so perché pure ieri lo dissi che vedo che state tutti quanti pigliati di turco, era sì, facci mia in bocca a Carlino, ovviamente, spero che, ma come foto, ma cioè, cioè, volesse comunicare, io so che voi state tesi, perché ti mette tensione l'esame, ecco, però mamma mia, voglio visto la sapere che capo alla fine saranno cose molto più come si dice, tensionistiche, non lo so, dell'esame in Davide, cioè l'esame veramente poi un giorno ci riderete su, e vabbè, mo state in questo momento, quindi in fin dei conti qualcuno di voi penserà, Bocello, tu lo essere a te, a me lo fottevo proprio quando aveva fatto qualche esame per farvi capire, comunque vabbè. Comunque, Crecca, no, Nicola Fusco mette tu a scegliere tutti i zampane, addirittura i zampane, non so, forse al suo paese si dirà così, zampane, non lo so, forse ci da scrivere semplicemente. Comunque Gianni Omega, con la sua frase oramai è un cult, l'ha fatto un bicchierino di Manduri questa sera. Se mi scrive sempre questa cosa qua, una volta per dire questo fatto del bicchierino di Manduria è diventata una cosa fissa. Allora, chi è? Alucard Vampirum vorrei, ma non ti cago, e ancora un'altra merda in testa a Cerrone arriverà e compreremo dell'assatico dal farmacista, poi cominceremo a cacare, la voglia di cacare non ci passerà. Parafrasando la canzone di Fedez e J-Ax, mi ha scritto queste rime, diciamo, queste frasi, questo ragazzo poi si chiama Alucard Vampirum, addirittura io non l'avevo mai visto, gli do il benvenuto in questa diretta di YouTube, dove io non l'ho mai visto, quindi però che ben vengano. Allora, Stefano Masi, saluto anche lui da Latina, a parte il telefono che si è scassato, dentifricio 3,80 euro, che saccio, pare scarpe qualcosa prese da internet, però questa è una cosa che mi scrivessi ieri nella diretta di Facebook, io poi ho letto dopo i commenti, e sì, tu mi fai una domanda, appunto mi chiedi se hai mai pigliato qualche pack, io, forse tu, non lo so, già lo sai, perché io una volta l'ho scritto su Facebook che ha pigliato un pack appunto di scarpe di molto loro, che venivano dalla Cina, dal Taiwan, lo so, chi da molto riparti là, no? E comunque, ma tipo io ordinai un paio di Converse, no? Perché la Giceta cost'era sempre,
Sì, sì, ordina un paio di Converse, sì, ordina, sì, no, sì, un paio di Converse nere, no, blu, attenzione, blu, e mi arrivai in nere, prima cosa. Poi mi arrivai, io ho il 43 di scarpe, ma arrivai 1,41 e nato 43, cioè proprio veramente quelle cose. Allora, da lì in poi ci capito proprio che ho tagliato, cioè praticamente quando vedo queste cose che vengono dal Taiwan, dalla Cina e cose, cioè non mi faccio fare più a fan book, ma mi faccio che poi tra l'altro però ci c'era il 641 e 43, però paradossalmente queste scarpe a me mi andavano bene, infatti poi ci ho già fatto tante cose con queste scarpe qua, l'ho buttate perché poi a un certo punto si facettano proprio, si scassano perché le usai molto, però ci ho già fatto parecchie cose su queste scarpe, vabbè, ma mi pigliai nere, volevo blu, mi mandai nere, che ci fa? Però che mi fa? Rosario Siano, con una domanda molto seria che io vi faccio, dice: "Ce lo preferisci un cuofone polacco o una polacca rindo cuofone?" Questa di solito la domanda è sempre preferisci un Wuster in the pack o un pack di Wuster, quella è la classe, però questa cambia. Mi fa piacere. Barbara Brando, meglio sto bene così di Rocco Hunt che vorrei ma non posto di Fidex e J-Ax, è vero? No, io onestamente non conosco la canzone di Rocco Hunt, ti dico la verità, mi dispiace dirlo, ma non la conosco, forse è uscita da poco perché sono io che non sono informato a livello di musica e cose. Emanuele Zivirlo, ma l'MD ti ha fatto diventare il suo sponsor? Tra parentesi, Roberto Carlino domina, no? Io l'ho detto anche ieri, hanno chiamato appunto il marketing dell'MD, ma mi ha chiamato e c'ho un colloquio con loro, ma a settimana prossima. Cioè, avevo questa settimana, poi si è spostata la settimana prossima. E quindi vedremo il da farsi, se ci sarà qualcosa che mi fanno fare in pratica. Altri channel, c'ero invece studiavo l'esame, ma duriamo vega dirette, sì, più importante dell'esame sia il numero uno, no, ma sì, ma tanto alla fine, io penso che tu per stare qui a vedere la diretta, penso che già si prepara, già studiato, quindi non è che lo fai per me, lo fai perché già alla fine sai le cose, già hai studiato. Nicola Fusco dovuto una bomba a mock, Manu Sabato non c'è partita non c'è partita sconfitta né diffida che ci possa tenere lontano da Cerrone, questo da stadio. Questa cosa qua, vabbè, che stato, vabbè, Antonio Giaccarino, meglio una pecora nera o una nera pecora, questa è un'altra di quelle che fanno parte di quello schema appunto di Wussel in the pack o un pacco di Wussel. E Antonio Lalella o a Fussugas si facesse una live mentre fai il colloquio Ukulele LMT, fosse bello, veramente, mi piacerebbe pure a me, ma saremmo, si può fare, una cosa diciamo, privata, per quando io poi vi tengo informato, l'ho detto aggiorno sulla vicenda, però si può fare, va, diretto, può fare brutto. Allora, Cerone fu presidente dell'MD grazie a Gameplay TV. Adesso Enigma ho visto un cartello Conan e mi è venuto da rimettere addirittura Conad, allora, ecco qua caga mio cazzo, eccolo qua anche qui su YouTube, lui veramente 2 su 2, anche ieri ha chiamato, anche oggi ovviamente non manca mai, lui agli appuntamenti importanti, questi qua delle dirette, veramente il nostro senatore a vita, caga mio cazzo che veramente lo farei senatore a vita delle dirette col vostro consenso, se volete, poi me, lui può diventare veramente un senatore. Allora, Dani Russo, Fabrizio, ritorno su YouTube inaspettato. No, l'ho detto ieri. No, sì, la città ieri. La città ieri quando ho fatto la diretta, che ne facevo una poi su YouTube oggi e quindi no, inaspettato no, però era parecchio che mancava in effetti, era un mesetto e mezzo, però cercherò ogni tanto, sai, diciamo che la diretta di Facebook ha un po' sostituito quella di YouTube fondamentalmente, anche se quella di YouTube per esempio in questo momento mi fa molto piacere perché riesco a vedere con più comodità i commenti rispetto a quella di Facebook che su cazza cacà cima per i commenti perché veramente vanno veloci e poi in questi giorni ancora di più perché come spiegavo ieri nella diretta di Facebook tengo il telefono in assistenza mi faccio pensare a questo fatto che mi spostano e mo tengo successo che mi ha passato vicino che non riesco a vedere proprio i commenti sul telefonino perché aziende fa telefonate su telefono figuriamoci le Facebook e le live e quindi in questo momento con YouTube mi trovo bene a fare la diretta e a leggere i commenti vostri. Sebastian Gallo, buonasera, c'è un grandissimo Sebastian Gallo che se non sbaglio, se ricordo bene, sta in Olanda, poi correggimi se sbaglio, ma se non mi sbaglio tu stai là in Olanda e ti saluto. Rosa Barbato rispetto sì, solo per l'MT però. Antonella Lella, Buccetillo, State of Mind, dove anche ieri abbiamo spezzato una lancia su Buccetillo, che vabbè, oramai è inutile presentarlo, lo conoscete tutti chi è,
e va bene. Diodato Scarpato, non ti seguo su Facebook, ma ieri manco a fare la posta e ho trovato su Facebook Live Map, addirittura sì. Per chi non lo sapesse, Facebook Live Map è una nuova applicazione di Facebook che ti permette di individuare in qualunque zona del mondo dove stanno facendo le dirette, tu vai a vedere che c'è il Brasile, vai a vedere che stanno facendo il Brasile e fare i spaccini le dirette che fanno in Brasile, lo puoi vedere, lo puoi fare pure a Napoli, lo puoi fare a Rugazzo di tu, in pratica, questa cosa qua di Facebook. Non mi segui su Facebook, mi fa piacere, io faccio queste cose là, quindi no, se non mi segui su Facebook significa che non mi segui, perché poi YouTube non è che ci faccio tanto, oramai, già da tempo, più o meno. Facebook Live mappina gli ammassa, dicendo nella Lella, ma anche sì. Tutti a comprare il dentifricio di 3,80 €. Voglio, non mi mettete il dito nella piaga su quel ricordo veramente triste dell'anno scorso. Rosa Barba è passato un anno, quasi un anno è passato da quella cosa. Rosa Barbato, cioè non so se ieri hai letto, comunque Coscia Sguarrata è caduta a Capandero, sì, l'ho letto dopo nei commenti e si sarà sguarrato pure a capo, ho pensato, quando ho letto questo commento, perché già Coscia Sguarrata, già è una Coscia Sguarrata, poi ma mi dispiace per lei, voglio dire, spero che sia bene, che non si sia fatta male, vabbè. Comunque, c'era visto la partita, sì, l'ha visto oggi, che è bella vittoria l'Italia, in effetti, non è stata diciamo, una grande prestazione da parte dell'Italia, pure la Svezia non è stata proprio una bellissima partita, però che si voleva vincere, questo è importante. L'Italia oggi ha vinto per merito mio. Voi ci state pensando, ma perché scusa tu, c'è zicco tu c'è l'ho fatta vincere io l'Italia, veramente, perché era il 70° minuto, ha detto, vabbè, mi stiamo cagando sotto, voglio premettere questo, ma stiamo proprio cagando sotto, voglio proprio nel vero senso della parola, non ce la facevo più, mi era pigliato un caffè di troppo e quindi si stava spostando tutto l'apparato gastroenterinale e quindi mi stavo cagando sotto. Ha detto, vabbè, mannaggia miseria, voglio la partita, 70° minuto, ha detto, vabbè, cioè, vedevo che all'anno nessuno riusciva a sbloccare il risultato, e ci penso io, perché quando vado in bagno ci stavo, ti sto facendo come mi amo belle non meglio lo racconto tra su Giulia mi fate vedere un filo dopo mia mamma è entrata proprio nel momento topico del racconto. Comunque stai dicendo, allora, in pratica io ho deciso, qua serve qualcosa per sbloccare il risultato, sono chiuso in cesso a cagà, sapendo già che l'Italia avrebbe segnato. E infatti ha segnato l'Italia, io sapevo però, è in coppo cesso, tutto quanto è risultato, è in coppo cesso così. A capire, a cercare di capire chi era segnato, dalle voci no, dei vicini, le cose ma non sono stato cazzo, manco lo capì alla fine, ma ho visto di caca e mi sono andato a vedere il gol di Eder che ha fatto un 10 gol, onestamente ha fatto veramente un grande gol. Aspetta un attimo, allora Alessio Balsamo, sei forte Fabri, domani ci sarò. Rimane voglio un'altra cosa, che mi stavi scordando pure, che oggi per me in capo a me era giovedì, ma invece è venerdì, ci sta ora tu una piazza del plebiscito con Carmine Migliaccio e Raffaele Maurizio, so perché l'ha scritto pure Mongo a Facebook per la città appunto la città diretta e poi ho scritto anche domani sarò al raduno di Carmine Migliaccio e Raffaele Maurizio. Aspettate un attimo, sta mia mamma che sta parlando, mi ci posso stare, ma e non ti sente la voce tua, chiudi la porta. Mamma sta famando, no, che tenga la voce mia mamma, ci non ci posso proprio a nervatura, tenga la voce squillante, capito? Allora quando sente a essere riesco a parlare. Comunque, Nicola Fusco c'è una new entry, Antonio Fratello di Rosa, il nuovo portatore dell'MD. Benvenuto a Fratello di Rosa Barbato, anche lui qua nella diretta di YouTube. Uh, mamma dice Rosi roba buona, mamma mia, te una voce guardate, io non lo so le vostre mamme, non lo so, sì. Ma mia mamma te una voce che non si sopporta, non si sopporta, cioè proprio una cosa, veramente, dico sempre questa cosa a mia moglie, io mi regala qualche tappo per i orecchi, io lo smetto a ridere, mia moglie, dice no ma e smetta a ridere, ma io ce lo sto dicendo seriamente, accattami qualche tappo per i orecchi, ma ne esciamo molto, tu dici, ma che indicato tu? Io in effetti mi ritrovo come ma proprio sai, proprio antisonori, cioè proprio antisonori, però solo per non sentire a mia mamma, per non sentire a mia mamma di ritmo, ma che si tappa così, capito? Comunque,
La live del lunedì, anche se oggi è venerdì, Martino Carrella, sì, oramai voglio iniziare come l'ha già chiamata. Prima stavo scrivendo il titolo e sto scrivendo l'ex live del lunedì, vai a andare, non suona bene, mi piace l'ex. Ya chiama live lo lunedì, l'ha sempre chiamata così, me ne fotto proprio, pure se oggi è venerdì, anche se la faremo un giorno il giovedì, martedì, non lo so, me ne fotto. Ah, chiami la live del lunedì perché mi sono affezionato a questo nome e quindi non posso cambiare il nome di questa cosa qua, capito? Comunque, buco pure l'orologio, maledizione. Ah, Fabrizio Iaunese, maledizione, ci ho messo mezz'ora per capire come scriverti. Ah, vabbè, perché sì, in effetti ci sarà qualcuno lì che io immagino che ha problemi e non riusciamo a scrivere in coppia di commenti. Voglio, non dovete, perché col cellulare, in effetti, se voi state vedendo la live col cellulare, c'è sempre stato questo tipo di problema col cellulare di non riuscire a commentare le dirette, però allora il segreto qual è? Non, cioè magari uscite un attimo dalla diretta, allora, se vi siete collegati dal link, quello là che io ho messo su YouTube, facete una cosa, andate un po' a Google, un po' cellulare, scrivete YouTube, andate un po' a YouTube, poi scrivete Frank e Cerrone, premete un po' a Frank e Cerrone e vi esce il mio canale e da lì vi dovrebbe uscire Cerrone, Frank e Cerrone in diretta e premete. Poi nel momento in cui state in questo, hai fatto questo bordello, dovreste riuscire a commentare. E se sarà così, voglio, non è niente sicuro, perché lo sapete, la mamma YouTube cambia tutto e quindi all'improvviso, però fino a qualche mese fa era così. Quindi se non riuscite a commentare, fate questo procedimento e vedete che ci dovreste riuscire. Alessio Balsamo, uscire, chiudere l'applicazione e rientrare, ora va. Ah, no, perché l'applicazione proprio di YouTube che fa problemi, capito? Quando nel fatto di commentare, però non a tutti, a qualcuno lo fa sul cellulare. Poi una volta dicevano pure che dovevi essere iscritto al canale per commentare. Poi una voglio dice torneo vero, non devi essere per forza iscritto al canale, puoi commentare ugualmente. Non ci capisci un cazzo che passo su YouTube, a me vedete con bagitto varie cose, proprio non lo so, vedete voi. Crecca, Rosa, inventiamoci qualcosa pure per domani, sì, la GIT rimane, poi non so chi viene, tipo, fatemi sapere chi viene, per curiosità proprio, perché così perlomeno evito, diciamo, il rischio di figure e merda, rimane giusto, come c'ero, e insacci chi sì, come sempre, mettete da GIT, l'ho detto anche ieri alla diretta di Facebook, mettete un quartallino, facciamo questa cortesia, scrivete un nome e cognome, chi siete, perché così faccio un struzzo, che non sacci chi siete, cioè qualcuno di voi me lo ricordo, così ogni tanto alle foto di Facebook, ma non tutti. Quindi se venite, Danny Russo, Fabio, hai mai pensato ad una carriera da attore comico? Come ce l'ha pensato so qualche volta, però poi ma io in un certo senso lo faccio, vai, mi sento, no, attore no, però comico un po' mi sento perché faccio stronzo alla fine, faccio i video, quindi un po' lo sono. Attore no, attore è nata cosa, attore sa da studiare, attore è una tarantella, a me mi piace, cioè mi piace pure, però i frustrunzi, ecco, non di studiare, di fare, cioè, innaggiamento del genere, per la verità, quindi va bene così. Comunque, una volta io a fare poche a fare poco a scuola di teatro, quando ne avevo 21 anni, 20 anni, mi ricordo, muccacchi destra vittima, sai, questi motorini di guardie e merda. E ci potetti più, mi divertivo pure perché poi era bella il teatro, non so per chi di voi ha fatto un po' di teatro, che cazzo, faceva quando stronzato là di esagerato, ma che stanno facendo, io volevo fare poco strunzo, che stanno facendo fatte sti scemi che non capivi, ma anche oggi poi capirei, in effetti. Però mi divertiva così, come se questi erano motori di buchine, e quindi non ci potetti più, perché poi per me era proprio lontano, io tenevi una, cioè tu potessi va, il teatro si va, come dire, i tribunali, no? Canna, Napoli Centro, però per me tu sai, quando ero vicino non c'avevo la cognizione delle distanze, per me tipo i tribunali erano un posto lontanissimo, quando poi oggi che a man tu già stai con gli orari della pianura e sto al centro in 20 minuti, cioè non ci fosse niente che Cacumana a fare sto corso di teatro, no? Io mi ero sequestrato motorino in città e più, certo a ruota, che chi l'alunno si paga senza motorino, ma a perdere come va, ignoranza la mia a quell'età veramente forte. Allora, Fabri, quando uscirà la nuova parodia? Ah, Danny Russo, sì, allora, non lo so quando uscirà, in realtà noi stiamo organizzando le riprese, anzi colgo l'occasione di nuovo, scusate se sono un po' ripetitivo, nel senso che l'ho detto anche ieri, però e poi l'ho scritto pure oggi, martedì questo qua, pure mercoledì, però questo lo scriverò dopo, comunque ci stanno le riprese di questa nuova parodia, se volete venire che Carunto di WhatsApp,
Non lo so, volete parliamo, non lo so che cazzo volete fare voi. Comunque ci vediamo alle 4, no, che c'è scritto, a che ora c'è scritto, alle, mi ricordo, io davvero in coppa a Facebook, non mi ricordo l'orario, comunque al tipo l'1:30, mi pare, fuori al Parco Virgiliano a Posillipo, no? Parco Virgiliano, fuori dove sta il cancellone, quello là grande, ci vedremo là e poi dopo ci ne usciremo a Bascia Caiolo, che è un posto di mare, che andiamo lì giù e facciamo queste riprese le prime riprese di questa parodia. Poi vabbè, non dureranno tanto, perché poi sono 2 o 3 giorni di riprese, dopodiché si monta e spero che per l'altra settimana uscirà questa parodia secondo me che cazzo, secondo me che cazzo non vedo pure io l'ora di vederla finita, nonostante ancora la doppia inizia. Comunque, quando è la Lella, vicino a Rossonghi di casa, Steve, in un supermercato si sa che mo è diventato Conad, ma all'Anam, la casa caduta, non poteva diventare MD. Non lo so, magari fra qualche tempo diventerà anche MD, questo non lo so, mi dispiace pure a me quando vedo queste cose qua, però come fa? Metti esci le mine, addirittura metti Brooks, staranno avendo con lui che poi non leggo ancora. Alb 17, salutami in napoletano, mi chiamo Alberto e sono appena arrivato. Ciao Albe, come si fa? Pensa così, sia la traduzione. Mi saluti Jonathan Viscovo, sì, ti saluto. Sai come stai bello con il costume? Dice Mario Pacciuto, no? Chi stanno in particolare io tutti gli anni faccio schifo, non è che ci mai tenuto su physique du roll, si dice proprio a bucchinare francesismi bucchinari, però quest'anno particolarmente faccio proprio schifo, cioè tengo la panza, tengo i fianchi, proprio schifo, che ogni anno che passa li faccio sempre più schifo, perché poi è così, e quindi quest'anno quindi faccio schifo, quindi vabbè, che già fa. Però per fortuna c'ho una felpa, hai capito, mangio mettere poco, sì, un po' piettafo, però c'ho questa felpa e mi copre un poco la situazione. Allora, Barbara Brando, ce l'ho sotto casa mia, c'è la CRA, non la CRAI, attenzione, la CRA, così ha scritto. Spero un giorno si muti, si muti, tramuti, insomma, in MD siccome ha guadagnato non parecchi voti, sì, ma penso che è tutto un giro, capi? Ogni supermercato poi cambia, si fa, che diventa prima Sigma, poi Conad, poi MD e poi basta, poi si ferma MD perché si capisce che è il top, capi? Allora, Barbara Brando, no, che se la jet già, Cerone Scaffessi LMD, Rosa Barbato, Cortex, c'ero io domani, non ci sono perché sto a mare, ma martedì penso di sì. Ha fatto così sto suaglione, c'ero io domani non ci domani non ci sono, nel senso il raduno, scusami, pensavo per le riprese, ci sono i cazzo dai a te che a fare riprese. No, intendevi il raduno. Sì, ok, vabbè, martedì ci stai, io ti aspetto là. Se non mi ricordo bene l'orario, l'1:30 dovrebbe essere, comunque stai a Facebook e ci vediamo là al Parco Vigiliano per fare queste riprese qua. Scusatemi un attimo, volevo sapere quante ne siamo, 63 ne siamo, volevo dire un attimo quanti ne abbiamo, fa piacere perché non siamo pochi, non siamo quanti ne siamo su Facebook, ma va bene così, le dirette di YouTube sono un po' così, sono un po' più, siamo di meno, ma comunque riesco a leggere meglio i commenti, non è male, c'è il lato positivo in queste dirette di YouTube. Allora, Nicola Fusco Antonio non ci vedo che sarà Cante ritornelli vago Sparagnano e Renato Frabci ma chi se lo ricordi? Vabbè, la spiego come fuori vago Sparagnan e in coppa sto fatto sono proprio però vago Sparagnan e non è nato ancora chi fa festa a me che ma ricordo cioè, forse solo questo mi ricordo che poi la canzone è molto veloce, rap, ma ricordo proprio, ma ricordo solo il primo strofe, però non me la ricordo più. È perché a parte ci mettete una vita per scrivere, perché era proprio difficile proprio andare a scrivere tutte queste cose che volevo mettere in da sta parodia, a fare la metrica, a ci fare trasi tutte le parole buone, tutte queste quelle cazzo, veramente fu una cosa, però mi divertette mentre la scrivevo, ma ci misi un po' di tempo, non era facile. Allora, Antonella Lella, che coppa sempre se ottenuto più poco occasionale, sì, è sempre così YouTube, vabbè, ma va bene, va bene. Allora, Stefano Masi, Fabri, figure di merda in chiesa? No, in chiesa no, perché ci vado poco poco, ci vado pochissimo, e quindi cioè, proprio per un fatto di probabilità, hai capito? Non tengo proprio, ho meno probabilità di fare figure, cioè io faccio sempre figure in merda, ma in chiesa andandoci poco è difficile poi farle. Mattia Longobardi, cioè chi preferisci Spagna o Croazia agli ottavi? Croazia tutta la vita, ma non perché ha già Croazia ad agosto, ma perché a Spagna ha schifo proprio, cioè come nazionale proprio non la sopporto, non vedo l'ora che declini definitivamente, io declini pure è una bella parola, non mi permetti di dire, ieri ho sciorinato 2 o 3
vocaboli inaspettati, ma questa sera, attenzione, potrebbe ogni tanto, e te caccio fa, declini, pure forte. Comunque spero che la Spagna appunto declini perché la Tengan ha vinto troppo, ha vinto già, ci hanno scassato cazzo, non hanno a vincere più, basta, non dico che ha da vincere l'Italia, però voglio qualcosa di nuovo a livello di vittorie per gli europei. Manca la Francia che ha schifo pure a essa, quindi qualche nazionale un po' così. Vabbè, ehm, Roberto Carlino, addirittura io veramente non sto scherzando, c'è l'account di Roberto Carlino collegato, certamente non è lui, però sempre fa sempre un certo effetto vedere Roberto Carlino con la sua foto così. Antonio Giaccarino, domenica a che ora dobbiamo venire? Domenica a che ora dobbiamo venire? Ma domenica voglio non da nessuna parte, non ho scritto niente su domenica, a meno che volete venire a mangiare a casa mia, ma non mi sembra il caso. McCraff, io ero tra i favoriti per Cerrone a domicilio, grandissimo Raffaele, lo saluto, ricordo benissimo il video che mi ha mandato e sto aspettando ancora un fotente di caffè dell'MD. Ha ragione, Raff, ha ragione. Io ti pensavo, però, a essere sincero, non sto scherzando, ti pensavo negli ultimi periodi perché mi ricordo che parlammo su Facebook e tu dicesti, Cero, non mi hai scelto, però andiamoci a piano caffè perlomeno qua a pianura, perché poi tu sei di pianura e presto mi farò sentire veramente, guarda, anche in questi giorni, cioè a piace cazzi di caffè e ci vediamo, ci conosciamo, anzi io ti ringrazio pure perché mi mandassi il video, ma ci si è atterrato. Stiamo parlando per chi non se ne fosse accorto, per chi non lo sapesse, del famoso concorso YouTubers a domicilio che facettem poco tempo fa, dove appunto poi vabbè, vinsero altre persone, non Ralph, che però mi faceva schiatterato col suo video insieme ai suoi amici. Allora, domenica avremo a casa tua, Rosa Barbata, ma io domenica manco ci sto, fondamentalmente, sì, no, domenica, sì, no, sì, no, ci sto domenica, ci sto perché comunque non vi invito, soprattutto a te, Rosa Barbata e a Nicola Fusca, attenzione, poi gli altri possono dire tranne voi. Mattia Longobardi, dicevo, ma ricordo ancora la guerra contro, sì, la guerra contro i Pantellas, che ricordi veramente? Erano più o meno questi periodi qua, o forse luglio, di 2 anni fa, sì, sì, o 3 anni fa, non mi ricordo, no, 2 anni fa, non mi ricordo, e no, tre troppi, erano 2 anni fa, non mi ricordo, io tengo la capa in mezzo, comunque sì, facevamo la guerra di Pantellas, ma la guerra, innanzitutto la prima guerra era quella per le votazioni, appunto per quel concorso che fecero i Pandellas e quindi facevamo la guerra per i voti. Dopodiché ci appiccicammo quelli là, Personal Pizza, ma possiamo ascoltare questo canale, si chiama My Personal Pizza, che faceva in Brugge. E fu proprio lì che secondo me si sdoganò, attenzione a questo termine, voce e verbo sdoganare, questa è un'altra perla di stasera, dopo declino, dopo declinare, sdoganare, non è altro che diciamo mettere in circolo, no? Significa mettere in circolo, e io metterti in circolo che la parola che è poi Casa Carut, che già un po' era, diciamo, l'avevo messa un po' in circolo, però in quell'occasione proprio del concorso di Pandellas, quando mi appiccicavo qui di Casa Carut di quel canale che faceva gli imbrogli, allora io ho cominciato a fare proprio i video, mi ricordo, dicevo, ma io scusate, ma stanno certi Casa Carut, cominciavo a fare, a dire Casa Caruta e da lì in poi si è diffuso questa cosa qua del Casa Caruta. Vabbè. Comunque c'è l'uso occasionale, addirittura a me mi dicono Rosa Barbata, io occasionale, veramente. E il colmo, Alfonso Ferraioli, non lo leggo manco questo commento, perché Alfonso è sempre sempre un po' scostumatino, Alfonso, a me io anzi colgo l'occasione per dire questa cosa, Alfonso, che è sempre un po' scostumatino, non mi piace, non lo rispondo. Nicola Fusco, c'ero ieri, sta piccole bestemmiavamo e facevamo burdelli in da chiesa i vecchi ci guardavano stuart, no? Ma io lo immagino, ci credo, perché voi non lo so, ma io non vedo anche l'ora di conoscervi domani se venite, perché poi siete chiacchierone, non so quando dovevate venire in un'altra occasione, poi non siete venuti più, quindi lo tengo proprio come a parola vostra, è come a sfugliatelle, è così, è leggiadra, è tipo nato termine, leggiadra, stasera stiamo a tre, voglio stasera proprio bang bang, me ne sto dando. Antonio della Gatta, mi ricordo che inviai il messaggio ai Vandellas per quel concorso e loro mi risposero spammando un loro concorso, per far capire il livello di casa carutaggine dei Pandellas, che saranno anche tra i più grandi, tra virgolette, youtubers d'Italia, ma la casa carutaggine non conosce diciamo numeri, non conosce categorie, classi sociali, tu puoi essere chi vuoi tu,
ma non è detto che annunzi una casa caduta, questo voglio dire, questo ci tengo sempre a ribadire questa perché è inutile che diciamo, ma chi come su casa caduta? Sì, su casa caduta pure loro, non c'è casa caduta, non c'è youtubers, non c'è personaggio famoso che tenga appunto con la casa carutaggine. Stefano Masi, enfatizzare non significa, aspetta che se voglio leggere, mi piace questa parola, enfatizzare non significa dare importanza oppure empatizzare. Enfatizzare significa quando uno enfatizza, per esempio, io che ne so, casa caruta, allora dico casa caruta, casa caruta, casa caruta, allora sto enfatizzando, no? Che enfatizzare significa sottolineare una parola, no? Cioè sottolineare nel senso enfatizzarla, mettere enfasi, no? Tipo come fanno il teatro. Perché sai, mo faccio un esempio scemo, no? Dici moccacchi da morte, moccacchi da morte, sto enfatizzando il moccacchi da morte, però invece empatizzare significa quando uno empatizza, tipo dici, quando uno si mette in collegamento con una persona, cioè con la persona con la quale sta parlando, no? La sta cercando di capire al di là delle parole, no? Al di là cioè sta cercando di capire quello che sta, cioè si è messo in contatto proprio, capi? Mentale con quella persona, diceva, frate, sei entrato in empatia, cioè capite quello che voleva dire, capi? Dice, vabbè, che cazzo che fa, uno non capisce quello che dice, no, non capisci, non si capisce un cazzo, noi parliamo, ma poi fondamentalmente entrare proprio in empatia con chi stai parlando non è cosa semplice, non è cosa che sanno fare tutti, non è cosa che riesce sempre, quindi questa è una bella parola, empatia, cioè una bella cosa poi tra l'altro, proprio l'empatia in generale. E vabbè, allora, Crecca, Alessio Bazzano enfatizza che la cessa la mamma YouTube, che la cessa la mamma YouTube, diciamo così, con lì mi trovo bene a enfatizzare che la Tenkan, lo sapete, la mamma, però non parliamo della mamma di YouTube perché vedo che fino ad ora non ci sono stati problemi tecnici, mi sto facendo pure una ratta di palla, voi non vedete, ma lo sto facendo, quindi vabbè, a me YouTube, vabbè, non la usiamo più, cioè, capite, YouTube lo sto usando poco e quindi sto pure a stemman poco a me YouTube, voglio dire. Comunque, Nicola Fusco, Cero, ricorderai il discorso sull'empatia? Sì, lo ricordo. Cortex, anch'io voglio il caffè con te per la mia canzone rap. Anch'io voglio il caffè con te per la mia canzone rap. Non l'hai capito questa cosa? Spiegamela meglio. Alfonso Ferraioli, la mamma di YouTube in azione il 17 di venerdì. E oggi è venerdì 17, tra l'altro, oggi. Però a dire la verità, nessuno mi ha cagato in capo, non sono caduto. Non mi è successo niente, sono pure a fare barba, tra l'altro, che mi è cresciuta, non so, cioè, questa è una cosa che voglio sottolineare perché a fa molto mi è cresciuta la barba, che cosa che mi è mancata per qualche giorno. E chi se mi sicura solo non mi ha fatto niente, quindi magari un cane, proprio perché io non lo so, non ci ho pensato. Cioè, io sono molto scaramantico, sono scaramantico perché sono napolitano, capo si può essere scaramantico, lo sei, a rattatelle di palle mangi fatto prima, che ne sai, queste cose qua, questi piccoli riti, no, che ci abbiamo, li faccio pure io, però non sono proprio così particolarmente scaramanti. Cioè, per esempio, oggi non ricordavo che era venerdì 17, poi non è che oggi è PNRI, non scendo, venerdì 17 non scendo, oppure non, cazzo me ne fotto, ma se da succedere una cosa succede, o insomma c'era magari detto in capo, all'improvviso dico queste cose, e vabbè. Barbone finalmente, dice Alfonso Ferrero, sì, in effetti guarda, veramente mi è mancato. Hai mai pagato, Stefano Masi, hai mai pagato con i soldi falsi e ti sei accorto solo dopo aver pagato che erano Favaz? No, fortunatamente non mi è mai capitato, o forse sì, e non me ne ricordo. Qualche volta mi è capitato forse con qualche 2 euro, 1 euro, 50 centesimi falsi, mi è capitato, ma no, cose, no, per fortuna no. Allora, Alessia Enigma, ma come che frasi Rocky, Mason, ma se porti colpi che non devi portare, se prova a colpirmi per te è finita, Rocky, è finita, si dice alla fine, hai visto che la frase in Rocky 6, io lo so, è Rocky 6, dove appunto Rocky fa quell'incontro diciamo, no, beneficenza, no, come si dice, quando uno fa un incontro di esibizione, no, contro chi là, Mason, non so come si chiama, bello, però Rocky 6 è bello, cioè, di solito tutti i film di Rocky si ricordano, anche a me piace di più il 4, l'1,
o 5 pure è bello. Il 6 è quello forse più moderno, che non è l'ultimo, da non confondere con Creed, che è l'ultimo, ma è quello che fecero forse 7-8 anni fa. Aruroki ritorna poi a combattere, ecco, però ci sta, io ne parlai pure in qualche diretta con Vote, mi piace perché ci sta l'incontro, sai, l'incontro poi finale, è sempre bello Rocky, no? È sempre Rocky Bucchina Ram, no? Kill Belle Busai, ovviamente, cioè, tu sai poi come va a finire il film, no? Che alla fine dici, non è che vince sempre Rocky, perché non è, però esce sempre vincitore morale, pure se perde, lui esce sempre vincitore morale. Allora fabbrica Israel combatte con Sunir Mason, campione del mondo, roba. Rocky tiene 80 anni, quindi c'è alla fine, però intanto tu figli e bucchi Rocky, comunque bum bum bum, contro tutti i pronostici riesce a superare le 2 o 3 riprese, che per l'età che ha non era facile fare questa cosa. E allora sai, lo figli e bucchina, il commentatore, benvenuti nel mondo di Rocky. Fammi che la frase mi fa, io non lo so, non lo so, mi fa proprio gasa malamente, che sai, fare caro usciate un corpo in dall'angolo, bunga da chi se l'aspetta. Allora, è incredibile quello che sta succedendo, mai visto una cosa del genere. Questo pugile ci ha sempre abituati a questa cosa. Benvenuti nel mondo di Rocky, Maronna, e poi fanno i cambi di musica che a me ad arriva un freddo in culo, io non so se si, ma viene proprio freddo a pelle d'oca, i film che a me mi fa, non so se come fa, ma non mi fa casare, mi fa casare, è un film che mi posso, ma mi vuoi che sempre, tutte le volte che fa, nonostante ma ci si 100 volte, mi vuoi che sempre, perché mi piace, mia moglie pure mi rompo cazzi, sto film a pesta a me, però mo bene, quindi se lo vede anche lei, a me è uno dei, veramente, non lo so, mi fa casare, mi piace. Comunque, Ceruia stai scendendo le palle, tu e Rocky, no? In effetti aveva ragione Alfonso Ferraiolo, ma è proprio passione la mia per Rocky. Pier Vito Nuzzo, Ciro, ma perché il link della diretta non lo metti direttamente nel post, ma lo metti sempre nel primo commento? Perché? Ma perché io non ne sono proprio sicuro, ma so che, cioè sì, un po' ne sono sicuro che comunque YouTube, ma questo già l'ho detto anche altre volte, YouTube, scusa, Facebook tende a nascondere di più i link che non sono i link provenienti da altri siti, quindi anche YouTube è un altro sito, e quindi tende a farlo nascondere, a non farlo vedere a tutti i miei amici, no? Che ho su Facebook, per esempio. Allora c'è sta ste escamotage, che è una parola, vabbè, ma la conoscete, escamotage, è una cosa sempre. Stasera 2 francesi, mi ero buttato dentro, uno che non mi ricordo quale, e poi escamotage. Comunque, vabbè, che ti mette questo, cioè se tu lo metti nei commenti, diciamo che puoi eludere, attenzione, stasera siamo a 4 con le parole, eludere significa, capite, raggirare, diciamo, il sistema di Facebook. Mancava a me, può essere un anno, però lo fanno in tanti, quindi lo faccio anche io questa cosa qua, e magari voi riuscite, il post lo vedete, e quindi una volta che avete visto il post, maggiori sono le persone che vedono il post, maggiore è la possibilità che vedete, ovviamente andate a cercare il link della diretta di YouTube, ma invece se io metto direttamente il link di YouTube, Facebook lo nasconde e minori sono le persone che possono andare a leggerlo. Questa è una cosa molto bucchinara che vi ho detto. Evviva la buchinaraggine. Allora, come i link di Gomorra nei commenti, dice Alessio Balsamo. Sì, in effetti sarebbe la stessa storia pure con il link. Sì, sì, per esempio mettesse direttamente il link di Gomorra, essendo esterno a Facebook, voglio Facebook è la, come dire, come fare andare là le lutere, c'ero stasera posso pure svenire, mi sto superando, in effetti mi rendo conto che stasera sto dando proprio banca da banca, sto dando proprio termini uno dietro all'altro, come mai, come non mai, ma stai dicendo una cosa, poi mi scordo, perché poi leggo i commenti, mi perdo, e che già fa. Sì, no, il link di Comoro, se mettessi i link di Comoro diretti su Facebook, Facebook li nasconderebbe. Io, Facebook è così, ha inglobato, attenzione, voglio usare, che sono l'ho fatto apposta, inglobato, è una parola pure bella, però l'ho fatta apposta, l'ho detta proprio così, inglobato, no? Significa, cioè, s'ha pigliato, no? S'ha pigliato, tutti i collegati, e quindi tutto, anche il giornalismo, vedete, non so, una notizia, magari oggi la leggete su Facebook e non la andate a cercare su, non so, sul Mattino, perché il Mattino, che è una latrina, però il Mattino sta su Facebook, c'ha la pagina su Facebook, quindi voi oramai tendenzialmente si va a cercare la cosa su Facebook, quasi non più su Google, non ancora, ma fra poco è così, veramente è così. Sta salendo la botta del sorsetto, dice Alessio Pazzo, voglio non bevo. Fabri, il tuo personaggio preferito di Comora, dice
Deni Russo, e voglio, a me mi piaceva assai Don Pietro, mi piaceva tanto Don Pietro perché a me mi piaceva assai, è un personaggio proprio, proprio ma proprio che ammurristi lo figlio, cioè proprio bravo, 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 e anche però Salvatore Conte, bravissimo. Fabri, ti capitano, Stefano Masi, pure a te queste cose, se gratti con le unghie sul muro ti viene la pelle d'oca, sì? A me solo il pensiero mi viene, mi fa anche quando vedo qualcuno impastare là e non ha capito che cosa. Sì, quando un muro mi fa proprio schifo a me. Anzi, io addirittura non sopporto che, per esempio, mia moglie, che ne sa, ci si mette quando fa le unghie, no? Le donne lo sapranno, quando si fanno l'ugna, a una passa niente, cioè c'è quel, non so come si chiama, quel coso che fa il rumore che a me mi dà proprio fastidio, ma proprio fastidio proprio in diretta, mi dà proprio la freddezza, mi fa schifo, non so, mi dà fastidio certi rumori. Se mettessi, se metti Brooke, se mettessi pure i congiunti di Vaz, ce lo si può buchinare, ma è la Ruas, vabbè, voglio, esco fuori, comunque è un periodo che sto uscendo un po' fuori, mi sono un po', all'inizio mi imbarazzava un po' parlare anche un po' in italiano, diciamo cacciare anche delle terminologie a cui magari voi non eravate abituati, ma no, abituati voi nel senso non eravate abituati che io cacciavo questi termini, però mi sono un po', mi sono sdoganato e ogni tanto tiro fuori qualche termine a sorpresa dal cilindro e capì, così di schiaffo morale a magari a qualche occasionale che si è collegato solo per curiosità, fammi riassuscemo che fa, fammi riassuscemo che dice e padre un scemo, questo è il mio messaggio che quando fare guarda io non è proprio scemo, mi piace ogni tanto far capire che non su struzzo, ma anche io so qualche cosa. Antonio Pellegrino, cioè, buonasera, mia mamma ti saluta finalmente domani e ti vedrò da vicino. Grande Antonio Pellegrino, che ricordate sicuramente Antonio Pellegrino, che poi è mancato per parecchio nelle live che facevamo appunto qui su YouTube, e era il famoso Antonio Pellegrino che come madre aveva Nunzia la Sartulella, che eccola là, la saluto, eccola là, come si avresse, però so che è lì, Nunzia la Sartulella e Antonio Pellegrino, che sicuramente i spettatori più affezionati di queste dirette di YouTube ricorderanno con affetto, e quindi domani ci vediamo, sono contento di conoscerti, ma raccomando, mettete su cosa Antonio Pellegrino in front, oppure un cartellino, qualcosa, così mi eviti a figure in merda che io non ti riconoscerò sicuramente, e quindi ci vediamo domani, vabbè. Tanto la Rosa, tanto domani picchiamo Cerrone, voglio dire proprio Nicola Fusco se verrete prima di tutto, perché ve l'ho detto prima, la vostra parola è sfugliatelle, capito? Ci vuole tempo per costruirsi anche una parola, Caiciaglio Villo quando dici una cosa, ovvero fa, e quello ci vuole tempo per fare una cosa che queste, voi non ci siete, non ci siete. Vabbè, se domani venite già state costruendo le basi per la vostra parola, che non è facile. Allora, Fabri, il tuo calciatore preferito dell'Italia, dice Deni Russo, Lavaro Cafos, non lo so, cioè, l'imbarazzo della non scelta. Ma chi può essere? Vabbè, ma che faccio Insigne perché sono di parte, posso dire Insigne, posso dire Immobile, ma diciamo perché Napolitano mi piace, no, ma veramente mi piacciono proprio come calciatori, tecnicamente più che altro, però pure Candreva per esempio mi piace, come guatura a me piace assai Candreva, no? Lo vedono figli e bucchino veramente, quindi mi piace. Rosa ci sta provocando, dice Nicola Fusco. Rosa Barbato, domani veniamo seriamente, l'altra volta ci organizziamo malamente. No, io lo spero, venite, non fate, cioè, venite, venite senza problemi, io vi aspetto, mi fido, dai. Allora, Stefano Masi, hai ricordo di qualcosa che ti aiuta i traverse? Sì, sì, ce l'ho perché mi ricordo una volta, mi è rimasto impresso, la carne, la carne è una cosa molto, cioè, molto pericolosa quando si mangia, perché io mi ricordo quando ero piccolo, mo diceva sempre mia mamma, ci sempre tagli di buona, ma la tagliava lei quando si pensa a tutti noi, no? Quando eravamo piccolini, le nostre mamme ci tagliavano la carne, no? E mia mamma tagliava. Secondo me una volta ma taglia è buona e ci stava, sapete, la carne, non mi ricordo quale tipo di carne, no? C'è sempre quel filetto di grasso, a volte capita che due pezzettini di carne sono uniti da un filetto di grasso, allora io mi mangiai un pezzo di carne convinto che era uno, invece poi erano due, con questo cazzo come rimanette in carne, sapete quelle cose, così, se uno proprio sta fumando cose, guaglio ma da credere, ma facetta gialla, cioè ma cacca è proprio sotto, sapete proprio la morte, quella cosa proprio
cioè, proprio, magari, non lo so, magari ho questo ricordo tragico, ma magari non mi stavo manco affogando chissà come, però mi è rimasto poco in canna e tenevo paura di morire. Ma c'è stato un momento in poi, come voglio, quando taglia la carne, me ne piglia la motosega, che piglia proprio, mette la maschera che lui fa la lavoratura, che le cose che saldano, dei saldatori, con flex taglia la carne, perché tengono una paura proprio veramente grande di affogarmi con con la carne. E questo fatto mi è rimasto, no? Mi è rimasto su tragico ricordo. In auto la mozzarella angana, dice Danny Gamers. La mozzarella, sì, mozzarella pure è pericolosa, vabbè, però è un poco più morbida, hai capito? Invece pizzi carne è infama. Allora, Antonella Lela, ti sto immaginando quando eri piccolo, quando pubblica sta foto che a scigna piccola, bucchinari, piccoli bucchinari crollano. Eh sì, quando ero picceril era come mo, cioè, no, nel senso che diciamo, prima ero più chiattuncillo quando ero piccolo, ma pure mo sono diventato cioè, chiattuncillo, no, però sono un po' più in carne. Quando ero piccolino sì, ero in carne più che altro. Poi sì, poi macette sicca, come tutti i bambini, sai, all'inizio sono tutti tondi, però poi tu stai nello sviluppo, sa come ce ne fa sic, cambia la voce, perché poi si cambia voce quando si è uomini e si cambia, si fa lo sviluppo e roba. Dopodiché, ma si potevano i capelli un po' più lunghi, in effetti avevo i capelli un po' più lunghi, vabbè. C'era uno taglia la carne pure con flex, sì, perché io veramente mi ho detto paura. Sì, a me mi succede, ecco, Matti Brooks, a me mi succede con prosciutto crudo, questo pure, il prosciutto crudo poi alla fine è carne, è tagliata un po' più fine, ma comunque alla fine è sempre carne, e il prosciutto crudo è infame, perché c'ha quella stessa cosa che ha la carne, ovvero quei fili di grasso che uniscono le parti, no? Che cioè, uniscono il geomite, se tu tagli, e quindi il prosciutto crudo è infame, proprio infame, infame. Cero, ma tu lo venderesti ai guain? Guagliù, ma domande che questa qua no, ma si sta parlando oggi, cioè oggi pure in dato Babì si parlava infatti ma perché che è successo? Io poi non ho seguito qualcosa, qualche pettegolo, come si dice, qualche juice di mercato è successo, io non lo so, ma non penso che ai Wines no, io penso che perlomeno i Wines resterà un altro anno, perlomeno. Benz, se capita proprio un colpo, una cosa a sorpresa, ma non credo che se ne va. O no, non ne segue. Cortex, anche io voglio che ti vieni a prendere un caffè con me per premiarmi della mia canzone rap che ti feci al concorso. Preferibilmente ci pigliamo uomo. Ah, Lorenzo Cortese, ricevi una cazzo dicendo che non riusciva a capire, a identificare chi eri. Un caffè ci pigliamo uomo, ma vieni tu a pianura, voglio, sei il benvenuto, se vieni a pianura ci pigliamo cucca, fammi fare a mio uomo che un cappello e poi non ci vado mai al volo, veramente ci vado proprio raramente, quindi vieni tu e te lo offro io, vabbè facciamo così. Allora, Davide Ambros, Cero, mi puoi salutare PS bei video, continua così, grazie Davide, ti saluto, come no, ti saluto. Alfonso Ferraiolo, o colpo rapito per culo, o colpo rapito con la gigapizza, vabbè, Antonio Giovinetti, c'ero il colloquio con MD, poi tu l'ho detto anche prima, no, non ti preoccupare, vi tengo aggiornati, non è ancora avvenuto e quindi non c'è stato, non so che dirvi, però mi dovrei vedere con loro perché sta settimana non ho potuto, vi faccio sapere, non preoccupate. Dani Russo, Fabile, farai più in futuro le interviste strade tipo lo prendi e sicuro? Allora, io l'avevo detto pure, ma ha già fatto una, ne ho fatta una proprio un paio di settimane fa, mo c'è in fase di montaggio sta cosa, secondo me si farà malamente, certo non sarà per 20 milioni di euro lo prendersi in culo, però è bella, a me è piaciuto, mi sono divertito proprio veramente tanto a farla, ma a giocare da vita mi sarà perché non le facevo da tanto tempo queste interviste in strada così. Mamma, sono proprio svariato. Quindi sono convinto che questa cosa piacerà, veramente mi piace assai. Non vedo l'ora proprio di vederla prima io. Dopodiché sono sicuro che vi piacerà questa cosa qua. E non so quando esce, però stanno montando, ma vediamo un po'. Crecca, a non dar retta agli hater, Davide Ambrosio, no, quindi, fortunatamente c'ho anche pochi, ma a me se non, cioè, ma che ti narici quella, cioè, voglio dire, ci dice, non lo so, fortunatamente non ci do peso a quei pochi che ogni tanto dicono qualcosa in coppia di video, vabbè,
Nicola Fusco, Cerone, Capocchiamen, bello, a metti blu, Ciro preferisci Barcellona o Real Madrid? Io Real. Bella domanda, sono due squadre forti, sono due squadre molto forti. Mi è sempre stato più simpatico il Barcellona a me, da vita mia, però il Real è uno squadrone, voglio dire. Però so perché a me, il tempo Barcellona è stato simpatico. Angelo Herrera, ce lo sono anche io di Pianura e vivo negli Stati Uniti, da quasi 2 anni. Ti seguo dai primissimi video e sono contento che hai fatto strada. Continua così, hai fatto strada, ma io non mi pare di aver fatto strada, guarda, proprio onestamente, cioè, penso che, cioè, sì, me l'ho fatta perché non la patente, e quindi mi ci faccio qualche strada a per e continuo a farla, però dopodiché non credo di aver fatto chissà che cosa, sono sempre a casa, sono sempre senza vita, vado a Sparagnano, quindi non è però mi fa piacere che mi segui più che altro e stai in America addirittura, che è una cosa bellissima che sta qua. Fammi sapere dove stai, perché mi incuriosisce sempre per sapere le persone dove stanno, e non è che ti venga a rubare, vengo, vengo fino in America da rubare, però sai, mi incuriosisce, l'America è grande, voglio dire, California, Florida, non so, mi immagino, capito? E nonostante le 6 ore di differenza cerco sempre di seguirti, Angelo, grazie, mi fa piacere. Alessio Balsamo, o Palumb Haters, Goppo Usil che ci fu servizio, che lo pigliamo, se sto fatto lo Palumb, ce lo porteremo a vita, secondo me, nei nostri ricordi. Sì, perché purtroppo è così. Felle Cess, citazione, Alfonso Ferrero, mi piacque molto questo suo intervento, Felle Cess mi ha sempre fatto ridere a me. Barbara Brando, sta cazzo di zanzara, ragazzi, è asciutto, non so se ci sei in base, perché a casa sta una zanzara, non lo so. No, non la sento, che di solito sento in orecchie che li buchine. C'era un giorno Andrea al Comic Con di Napoli, addirittura è successo. Guaglione sarà nato ieri, perché cioè, io sono anni che vado al Comic Con, veramente ti voglio bene, ma spero che stai pazziando. Allora, Gianni Omega, è meglio ricevere in testa la cacchina del Colombo o pagare un dentifricio 3,80 €, io non lo so. E forse ci messo che su Sparagnone, forse il dentifricio è stato più trauma. No, siamo là, comunque stiamo là. Il livello di trauma è uguale. A merda è stato molto inaspettato, vabbè, pure il dentifricio è stato inaspettato. Sono due cose imparagonabili, secondo me. Allora, Angelo dice: lavoro nel parco Disney di Orlando in Florida, eppure qua si cerca semplici paragnà, grandi buffet all you can eat a $5 tutti i giorni. Bella, bella, mi piace questo. Florida sta, è bello, Orlando, che è successo pure che la Cosmo ultimamente, che la cosa, quella strage mi dispiace molto per il C50 qualcuno, non è bella come cosa. Vabbè. Comunque, Antonella Lella, una grande idea sarebbe che proponi a chi l'LMD un uovo gelato con un home accattivante, tipo il buchinariello, e avesse a essere uno steak che ha forma la faccia tua, per esempio. Sarebbe bellissimo, immaginatevi proprio, me l'ho proprio immaginato, non gelato che la faccia mia e uno lecca la mia faccia, perché che poi potrebbe pure sembrare una cosa schifosa, fondamentalmente, ma lì, cioè, chi cazzo cazzo, voglio dire, però mi fate pensare mo, a una cosa, da cosa nasce cosa, un gelato fatto in forma, come si dice, no, conica, no, cubica nemmeno, tondica, come ci facciamo, come tonda, tondeggiante, tipo cornetto, però che a capo di Roberto Carlino sarebbe bello, perché sì, diciamo, boh, perché tu no, ma perché mi spieghi? Roberto Carlino devi capire, no? E quindi sai, un mellone, cioè, sarebbe proprio quella cosa, e tu da lì capire, Roberto Carlino, sarebbe male, poi al cioccolato, che è nera la capire Roberto Carlino. E vabbè, comunque andiamo avanti. Nicola Fusco, cioè, come ci facciamo fa cover, mannaggia San Gerrone pure è bello San Gerrone. Mario Abbronzino, dicevo, ma mamma YouTube è zoccolo e puttana. Cioè, tutte e due, un po' tutte e due, secondo me. Voglio gelato per faccia di Cerrone, Nicola Fusco, o sul top proprio del trash, secondo me. Se potessero fare gelato capucchione, ovviamente, sì, così pure si potesse chiamare gelato di Cerrone, gelato Capucchione, sarebbe proprio il massimo. Alfonso Ferraioli, che schifo la tua faccia, visto che sei tu ne comprerei 100. E chi parte? Prima ti fa schifo e poi ne compreresti 100. Vabbè. Vabbè, comunque, ma che domande sono? Non lo so. Alessio Enigma, vogliamo il simbolo MD come browser Google? Apple pure non sarebbe male, eh. A bello un bel, che cosa fa Google, no? Le stronzate che fa ogni giorno Google. Cerone io me lo comprerei, dice We Live.
E vabbè, voglio cattasso, proporrò questa cosa all'MD, penso che la sputo non faccio. Lisa Casetta, guarda, vedi come ti mangi le carline. Eh sì. Allora, Nicola Fusco e qua già abbiamo girato Capucchione, prossimamente all'MD. Vabbè, comunque stiamo dicendo. Oggi io fra 5 minuti vi lascio, perché ho visto che sono fatte le 22:36, siamo comunque da... cioè, lo so, quando vedo l'orologio che stiamo facendo la diretta, no? Non so perché, però mi cade sempre cioè sempre a 1 ora e 7, no, vero? Voglio fare una cosa strana. Cioè, quando io faccio la diretta a 1 ora e 7 1 ora e 7 minuti di diretta, manco a farlo a poi. Io guardo sempre l'orologio, e l'orologio sono passate giusti 1 ora e 7 minuti. Cioè, una cosa a me che dice che non so assai. Cioè, no, per una cosa mi capita, cioè, pure ieri, la stessa cosa, no? 1 ora e 7 minuti, sarà il mio tempo, riesco a finire, non lo so. Comunque, Angelo RR non mi fa pensare. Ero andato in quel locale settimana scorsa per il compleanno di un amico, se ci penso mi vengono ancora i brividi, addirittura, vabbè, mo a fatica che o parco è sempre china e gente china, addirittura eri stato addirittura in quel locale, avranno ucciso i guagliuno là. E poi era un locale gay, non è che poi, dicevo, magari sei gay, non lo so, per carità, però vabbè, è brutto quando pensa che la cosa è una cosa brutta. Vabbè, come che mi fa la vita. Allora, Cortex 1 più 7 minuti fa 70, 71 l'uomo e merda. Ecco, abbiamo trovato il perché di questo fatto che ecco, il collegamento, diciamo, la giustificazione del perché io quando vedo sta cosa qua, vabbè, mi capito comunque. Grazie a Lorenzo per questa cosa, per questa delucidazione che pure è bella, delucidazione pure è bella. Comunque, c'era un muso, un saluto a Lorenzo Piscopo, grandissimo, ti saluto, perdonami sempre, ma sai che io faccio il possibile per leggere tutti i commenti, ma non è possibile, in effetti. Quindi, vabbè. Comunque, ero dopo più caffè, metti Brooks, sì, stasera mi piglio, ieri ero un po', me ne si è proprio accelerato, ve ne siete anche accorti, che poi non dipendeva solo da me, che stavo stanco, ecco, ma quei commenti di Facebook andavano velocissimi, e quindi per stargli dietro, va a correre. Quindi corri, capo, cioè, alla fine poi mi vidi un po' di diretta, poi oggi mi sono visto un poco di diretta ieri, e non mi sembrava, il modo mi sembro, un capo ha messo un accelerato, poi ne ho vero, poi mi vedi che dico, ma tu, cioè, non è che correvo, non è che parlavo proprio così, alla fine stavo tranquillo. Però io mi ero avuto 20 caffè, quindi credevo nella mia mente di stare un po' accelerato. Miriam Ferrigno, ho lasciato la live per un po', ho iniziato a parlare, dite che lecchi la testa di Carlino, che sta succedendo? Sì, ti sei persa un discorso, appunto, stiamo facendo un brainstorming, attenzione, che sarebbe una tempesta di cervelli, stiamo lì a fare delle idee, a cacciare delle idee sull'MT, ed è uscito fuori il gelato capocchione, gelato cerrone, gelato capocchione, sarebbe il gelato con la mia testa che diciamo, da leccare, ecco. Però poi io subito ho virato e ho detto, scusate, ma a questo punto facciamolo con la testa di Carlino che è più tonda, poi è pelata, e quindi c'è più, cioè, lì cagava me, cioè, ci sono i capelli, non so, cioè, chi li 4 che tenga ancora, potrebbe risultare, capito, che tu all'IC ci tieni la sensazione che ti hanno i capelli mocchi, invece Carlino che è pelato, e tu all'IC capi Carlino nera, e quindi magari è come, che sai, è come una cornetta algida, capito? Cioè tu stai al canale cioccolato, cioè, quindi non so, il Carlino, a me come la chiamare su gelati di Carlino, comunque vedremo. A te la Lella, ieri ti è uscito un parolone mnemonica, che sto ancora emozionato, ma guarda, veramente anche io mi resi conto di questa parola che è un po' troppo grossa, secondo me, per il nostro livello mnemonica, veramente pure io, ho detto male cavo, dopo che dissi questa parola mi ho detto male cavo, perché proprio la scelta proprio fuori rosso manata proprio anche dei miei vocaboli, quindi è questo. Allora, Miriam Ferrigno, che fantasia, che poesia, no? Ma fantasia che appunto purtroppo cioè, noi abbiamo, cioè, questa poca fa, quindi poi nelle nostre dirette poi la facciamo sfogare, capito? Perché poi qua in diretta qua diciamo tutto che lo ci passa la capa con tranquillità, quindi
quindi Cerrone Tre Donocchie, che era uno di quei soprannomi, ha detto Nicola Fusco, uno di quei soprannomi che secondo me era appunto stato affibbiato a qualcuno che teneva un mellone, no? Perché poi un mellone in effetti sembra un ginocchio, se ci fate caso il ginocchio, tranne un mio, perché un mio è un poco peloso, non so se si vede questo, un po' peloso, però di solito il ginocchio è bello calvo e quindi le persone che non hanno i capelli che chiamano tre ginocchia, almeno nel caso di questo uomo che veniva chiamato Tre Ginocchia. Invece si conosceva un signore molto simpatico a Roma, conobbi nel villaggio, lo chiamavano Ginocchio, proprio direttamente Ginocchio, che rosato, ci facevamo questo figlio bucchino che era molto simpatico. Nicola Fusco, Johnny è quasi magia Johnny, vi ricordate il cartone animato? Bellissimo, Johnny è quasi magia, Johnny riprova e riprova, Johnny, capo, questo cartone animato verteva, che se ne andava per lavoro, verteva, voglio che staccava ci spiazzata malamente, se uno o due di voi, se non la conosco questa parola, verteva sul fatto che questo Johnny dovesse conquistare appunto questa, non mi ricordo chi, o una femmina, che andava cazzi sa magnà e tutto il cartone animato appunto faceva vedere le avventure di Johnny che si aveva magnato questo, poi non so se se l'aveva mai magnato, spero di sì, perché veramente vabbè, se lo meritava, se lo meritava. Comunque, Nicola Fusco sempre Agati, che sempre io no. Alfonso Ferraioli, Vitto e la cacata del Palombo è stato il colmo di questo mese. In effetti sono stati argomenti un po' più, diciamo, sì, quelli un po' più al vertice delle stronzate che streamano a Facebook e vabbè. Super streaming, andate sul mio canale per trovare il link per vedere e scaricare Gomorra. Io un attimo di pubblicità così al volo, gratuita e vabbè. Alfonso Ferraioli, faccio lo scientifico, secondo te, secondo te, ma non hai capito che hai scritto, di verità non l'ho capita. Nicola Fusco Johnny se va a mangiare un era un cannibale, no, mangiare, ma nel senso quando si mangia uno, nel senso come lo diciamo noi, ti mangiata una almeno così si diceva all'epoca mia, non so tra i giovani di oggi come si dice, a me mi faceva ridere pure a me sta cosa quando ero piccino, facevo che tu quando dicevano ma ci magnate a chi? Ma ti magnate, ma ti magnate, cioè, così si parlava, io non so come si dice. Comunque, su fatto mangiare era per quando uno si mangia uno, nel senso, vediamo, facci dire cose così. Comunque, quello significa. Vabbè, io me ne vado, sono passati altri 5 minuti come vi avevo detto, però mo me ne vado a fu caffè che la mia bocca proprio sente, proprio, cioè, non so, quando parlo tanto, appena oggi mi mangiavo così cioccolate, mi bevo un caffè, sono fatto così. Un bel gelato capocchione cerrone, voglio dire, mo peccato che non esiste, mo magnava, e quindi vi lascio, io me ne vado, e vabbè, per chi viene domani al raduno di Carmine Migliaccio e Raffaele Maurizio, ci vedremo alle 4:30 a Piazza del Plebiscito. O se no, ci potremmo vedere, come ho detto prima, come ho scritto su Facebook, martedì all'1:30 fuori a Parco Vigiliano a Posillipo perché facciamo il riprese della nuova parodia. Quindi voglio, due occasioni per vederci e se volete venire, venite, siete benvenuti, potete venire tranquillamente senza problemi. Che ste, voglio, fuori essere chi là non venire, vabbè, tutto quelli là che magari stanno lontano perché non che non vogliono, o anche per quelli che non vogliono, o quelli che non possono, o per tutto il resto. Voglio comunque ci vediamo a Facebook, sempre sono istruzzato, quelle che scriviamo, quelle che ci rimango, poi ecco, questo è quanto, senza aggiungere altro. Voglio, è stato un piacere stare questa sera anche su YouTube, dopo tanto tempo ci mancava questa diretta qua, e vi voglio bene, vi saluto e saluto sempre, come facevo prima, tutti quelli che seguono la diretta indifferita, che non so se la vedranno questa volta, perché magari non sanno manco loro che c'era questa diretta, comunque li saluto e li abbraccio. Boh. Detto questo, stato buono, giustamente Andrea la dice che il caffè carisma sia con te, che sarebbe un caffè l'MD, ma io mi faccio un sacco di caffè che veramente non riesco a bere, una volta sì, non me riesco a bere più, se tengo fatto mi sono bloccato con carisma, non lo so. Ma io vi lascio, è stato un piacere di nuovo, è stato buono, buona proseguendo di serata e alla prossima. Ciao, aiuto.